questo intervento secondo me perché risponde proprio a un pregiudizio che oggi ha impedito a una delle forze politiche che erano presenti in Consiglio regionale di capire quanto profonda è l'azione che stiamo portando avanti. Perché l'avete sentiti, forse qualcuno li ha sentiti, o comunque probabilmente avete sentite molte persone che quando gli parlate di indipendenza del Veneto vi dicono ma voi guardate al passato, voi volete chiudervi. No, e questo è il bello. Ed è per questo che siamo in tanti. Ed è per questo che in pochissimi mesi abbiamo dato scacco matto alle forze della conservazione. Perché noi stiamo pensando in grande. Non siamo soli. Il Veneto non è un'area, una regione isolata in cui succedono cose che ci separano dal mondo. No. Quello che sta avvenendo è un qualcosa di grande. Si è aperta una finestra di cambiamento che è una finestra europea, mondiale. Il vento dell'indipendenza che sta soffiando impetuoso, sta soffiando ovunque. E il Veneto non può mancare in questo momento. E qui sì, lasciatemi un piccolo passaggio su quella che è la nostra storia. Non l'abbiamo mai persa, la nostra vocazione internazionale. Il Veneto è sempre stato aperto all'Europa e al mondo. E anzi, se c'è stato un periodo storico nel quale siamo stati isolati dalle vicende internazionali, è stato proprio questo che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto e che ci stiamo lasciando alle spalle. Domenica scorsa, in Catalogna, come ben sapete, 2 cittadini catalani su 3 hanno votato chiaramente per l'indipendenza della Catalogna. Hanno votato per partiti che vogliono indire il referendum per l'indipendenza della Catalogna, di varie posizioni ideologiche, di vari schieramenti. 2 catalani su 3. In Scozia, come sapete, è già ben avanti il processo per l'indizione di un referendum per l'indipendenza di Edimburgo e della Scozia. Si terrà nel 2014, è già fissato. Le Fiandre, il cuore dell'Europa, addirittura alle porte di Bruxelles, se non in Bruxelles stessa. La nuova alleanza fiamminga, poco più di 3 settimane fa, ha vinto in 3 province su 5, ha espugnato Anversa dopo 70 anni di dominio socialista. Fiandre, Scozia, Catalogna, Veneto. Ecco cosa oggi è rimbombato nel mondo. Vedremo cosa scriveranno i giornali, ma una cosa è chiara: non andiamo più a Roma. E vedete, questo fenomeno mondiale, internazionale, questa rivoluzione pacifica per il benessere dei cittadini
che sta coinvolgendo tutte le aree produttive e non solo d'Europa e del mondo, è qualcosa di inarrestabile. E allora voi capite l'importanza strategica che Indipendenza Veneta ha fatto e che delle persone coraggiose hanno fatto, di dare un respiro, una profondità, un metodo, una correttezza e di alzare lo sguardo. Noi andiamo ad essere cittadini d'Europa e del mondo. Voglio rispondere a quelle persone che credono che l'indipendenza veneta sia un processo di chiusura. No. Il Veneto indipendente, la nuova Repubblica Veneta, è un atto di grande apertura. È un atto che ci farà fare un salto in avanti e ci farà cogliere la sfida della modernità. Ed è perfettamente compatibile con i fenomeni che tutti noi conosciamo, che hanno cambiato il mondo, perché quella che viene chiamata crisi, a me piace chiamarla con un'altra metafora, per me è un drago che sta cambiando pelle, e sotto questa pelle ci siamo noi, che stiamo creando un nuovo mondo. Un mondo, diciamola tutta, che non ne può più di essere derubato di 8-9 parti su 10 di quello che produce per finanziare il parassitismo, il privilegio, l'incapacità. Basta! Basta! Indipendenza Veneta è un movimento, come diceva prima Davide, potentissimo. Siete voi cittadini veneti ed europei e del mondo, che vi siete alzati in piedi e non accettate più di essere sudditi, vacche da mungere. Ma come si fa, dico io, e scusate se mi arrabbio, a dire come hanno detto oggi in aula: non si può far votare ai cittadini veneti il referendum per l'indipendenza, perché sappiamo tutti che voteranno sì. No, è inaccettabile, io non l'accetto, noi non l'accettiamo. Questa è indipendenza veneta, determinazione, preparazione, cuore. Ma non siamo degli stupidi. Non ci vengano a prendere in giro. Avranno giornali, avranno televisioni, avranno per poco tempo i nostri soldi. Ma sanno che hanno di fronte un movimento, mi verrebbero usare una frase e non la uso, che ha due palle così. E allora domani sera a Treviso, dove presenteremo il prossimo sindaco di Treviso, ci sarà anche una delegazione di imprenditori veneti che hanno abbandonato l'Italia e hanno deciso di andare in Carinzia, proprio perché noi veneti non ci rassegniamo a soffocare e a morire in questa baracca fallita di Nova Italia. E saranno con noi e ci testimoniano quello che nella storia
abbiamo sempre dimostrato di fare. Nei nostri 3500 anni di storia e nei 1100 anni della nostra Italia dell'Oro, di gloriosa Repubblica serenissima, che gli organi di informazione di tutto il mondo, come sapete, hanno salutato per la sua prossima rinascita, così come abbiamo fatto nel passato. Ora, come ha detto Alessia Bellon, siamo decisi a farlo. Ora. Oggi non era abusato il termine storico, oggi è una giornata storica. Ciao ciao Roma.